La notizia, già circolata nei giorni scorsi, è diventata ufficiale nel pomeriggio con un comunicato della Giunta regionale. Niente voto il 22 ottobre per il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. Via libera invece per quello sull'autonomia della provincia di Belluno. Il no alla consultazione veneziana è motivato formalmente dal timore di un conflitto istituzionale col governo, che aveva lamentato un'invasione alla sfera di competenza esclusiva statale in 2 lettere firmate rispettivamente dal prefetto Carlo Boffi e dal sottosegretario per gli affari regionali Gian Claudio Bressa. Lo svolgimento in abbinata con la consultazione regionale del 22 ottobre sull'autonomia esporrebbe a gravi rischi di molteplice natura, spiega il governatore veneto Luca Zaia. Resta tuttavia ferma la volontà di rispettare il dettato del Consiglio regionale, per cui in un arco di tempo adeguato si arriverà comunque allo svolgimento del referendum, con l'auspicio che nel frattempo anche i problemi portati all'attenzione del TAR dal sindaco Luigi Brugnaro possano essere superati. Rassicurazioni che non bastano a placare l'ira dei comitati separatisti. Ci hanno preso in giro per 5 anni, a partire dai dirigenti, dall'avvocatura, da Zaia stesso, che aveva promesso nel suo programma elettorale l'indizione del referendum. È una cosa scandalosa e contraria sia all'economia sia alla democrazia. Non abbiamo invitato i nostri militanti ad astenersi il 22 ottobre sull'autonomia del Veneto, puntualizza Stefano Chiaromanni, ma una regione che non vuole far uso delle competenze che ha già, come quella sullo scorporo dei comuni, forse non merita ulteriori poteri. Sono i nostri iscritti, i nostri simpatizzanti da soli a dirci in queste ore che non andranno a votare il 22 di ottobre perché è razionalmente illogico andare a votare, dare più poteri e competenze ad una regione che evidentemente non li vuole. La regione non è stata in grado di organizzare 2 referendum allo stesso giorno, non ha intenzione di mantenere le promesse e neanche di rispettare quelle competenze che ha già per la Costituzione.